ritrovati a tutti con queste pillole su Facebook e sui canali social di ERT Teatro e Scuola, dove parliamo della stagione di Piccoli Palchi che è finalmente ripresa, e sono le uniche pillole per le quali non occorre fare nessuna attesa e litigare con le agende del CUP. Gli unici effetti collaterali alla fine sono quelli di allargare una visione sul mondo del teatro, su quello dei bambini e dei ragazzi, ed è un antidoto in qualche modo che avvicina le distanze tra questi punti di vista, tra i grandi, gli adulti e i piccoli. E in mezzo troviamo il teatro e i nostri protagonisti. Oggi siamo con uno di questi, Arnolfo Borsacchi, che porta in giro uno spettacolo bellissimo. Io purtroppo ho visto solo dei piccoli frammenti, delle anticipazioni, però l'atmosfera, ciò che emerge è importante e ricorda questa magia, la magia che solo il teatro dal vivo può dare. Lo spettacolo si chiama Mini Miniature. Io saluto Arnolfo. Ciao Arnolfo. Ciao Omar, ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Io ti ho visto anche in altri spettacoli, ti ho ascoltato, ma solo tu sapresti descriverti. Come sei? Dicelo brevemente, insomma. Come sono è una domanda molto difficile a cui rispondere. Che cosa vuoi sapere? Ma com'è il tuo percorso artistico e perché hai approdato fino a qui? Allora, il mio percorso artistico è un percorso che nasce col mio contatto con la musica fin dall'infanzia, in famiglia, con mia sorella, cantando, giocando e poi entrando in esperienze di avvicinamento anche alla musica suonata, prima con la chitarra, molto velocemente abbandonata da piccolo. Ho già avuto occasione in altri luoghi di raccontare i perché, e poi avvicinandomi al sassofono all'età più o meno della scuola media, iniziando un percorso, avendo anche la fortuna di trovare un insegnante che mi ha sempre motivato, messo in una dimensione giocosa, a contatto molto velocemente con l'improvvisazione, col jazz, col suonare con altri, col suonare fuori, e da lì poi ho intrapreso alla fine del liceo un percorso di formazione in educazione musicale. Ho avuto la possibilità di conoscere la Music Learning Theory del professor Gordon e di studiarla fin dai primi anni 2000 e farla diventare il mio lavoro principale, per cui io sono musicista ed educatore musicale, mi occupo di guidare i bambini fin dalla prima infanzia allo sviluppo delle competenze che noi chiamiamo di audition, quindi delle competenze musicali informali prima e formali poi, quelle che mettono in grado le persone di esprimersi musicalmente con gli altri, di improvvisare, di avere un repertorio, di giocarci e di tenerlo dentro di sé come patrimonio per la propria gioia, felicità, per dare un senso alla nostra vita con gli altri e poi evocando gli altri dentro di noi. Quindi è a partire da questa esperienza poi che sono nate le mie proposte di spettacolo. Ho detto Gordon, che è un'altra formazione con cui abbiamo avuto anche il piacere di essere presenti nelle rassegne, nelle proposte di ERT, e recentemente con Mini Miniature a partire dal 2019. Tu vieni spesso in Friuli e quando, anche grazie all'ERT nei vari circuiti, quando ci siamo sentiti mi hai detto che il Friuli per te è come una seconda casa, ti senti accolto in qualche modo. Come si manifesta questo contatto stretto? Ma posso dire che in realtà la mia familiarità con il Friuli deriva sia da questo contatto con l'ERT, che per me è una soddisfazione molto grande, perché sentiamo che le nostre proposte e il pensiero che sta dietro alle nostre proposte è molto valorizzato, molto accolto, e che soprattutto nei nidi, nelle scuole, nei teatri, dove poi siamo ospitati, incontriamo un pubblico di famiglie o di educatori e di bambini
che sono già a loro volta dentro un percorso di contatto con l'esperienza teatrale, l'esperienza musicale e anche l'esperienza formativa. E questo è molto prezioso perché non avviene così dappertutto e sentire che le proprie idee artistiche e anche le proprie idee educative sono accolte, ascoltate e, come si può dire, da un incontro all'altro si ritrova un senso, si ritrova un percorso, per quanto piccolo con qualcuno, più grande con qualcun altro, è qualcosa che contribuisce poi a dare anche significato alle nostre azioni professionali e umane. Un altro contatto che ho avuto per più anni col Friuli è con la scuola di musica di Codroipo, perché per alcuni anni hanno realizzato, io sono stato invitato a tenere dei seminari all'interno di questi incontri, delle occasioni di confronto fra metodologie di educazione musicale, e quindi anche Codroipo, per esempio, è sempre una piccola seconda casa, dove ho colleghi, dove ho amici e dove vado volentieri. E quindi ti senti in qualche modo stretto in un abbraccio, immagino. Il tema e il titolo della sezione Piccoli Palchi di quest'anno è proprio Abbraccio, un gioco di parole che sta a significare in qualche modo una cosa in pratica un po', come posso dire, espressione del momento, ma anche sentirsi avvolti nell'umanità, nel calore dei sentimenti. E proprio il tuo spettacolo, il vostro spettacolo, perché ricordiamo anche i tuoi colleghi sul palco, Mini Miniature, può essere visto come un manifesto, secondo me, in questo senso, un manifesto dell'abbraccio che si può avere al teatro con il pubblico di bambini e di ragazzi. Certo, diciamo che vi posso raccontare brevemente come nasce Mini Miniature, che è uno spettacolo le cui origini risiedono nella mia pratica di educazione musicale, quindi è figlio di una pratica viva e il suo repertorio è un repertorio vivo che ogni giorno condivido con bambini, genitori, nelle scuole, nelle lezioni private da tanti anni. Dopo l'esperienza, diciamo sull'esperienza del quartetto Gordon, che invece è un quartetto vocale italo-brasiliano con cui proponiamo concerti per la prima infanzia di canto senza parole e che abbiamo già portato in Friuli, e se ricordo bene anche tu hai scritto un articolo su questo. Su quell'esperienza, nel contatto avuto con i bambini mentre crescevano e anche con il desiderio di scrivere brani che si arricchissero anche con un testo, è nata l'idea di proporre Mini Miniature. Che cos'è Mini Miniature? E apro una parentesi. Mini Miniature è uno spettacolo musicale per l'infanzia, quindi dagli 0 anni in su, e si divide in una proposta dagli 0 ai 3 anni più adatta per i bambini per i nidi, per i bambini dei nidi o accompagnati da un genitore, e poi in realtà abbraccia anche tutta la fascia della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, perché viene declinato in una modalità leggermente diversa. Mini Miniature nasce appunto da una mia idea in cui ho coinvolto la collega Pierelisa Campus e l'amica Maddalena Bonechi al pianoforte, e nasce dal desiderio di portare brani brevi a 2 voci accompagnati da uno strumento, che sono gli stessi brani con cui lavoro con i bambini in età scolare, all'interno di uno spettacolo. E questi brani sono brani che parlano di un piccolo soggetto, può essere l'arcobaleno, può essere il mare, può essere una farfalla, può essere un ragno, e lo raccontano con 2 voci che hanno testi diversi ma parlano dello stesso soggetto e si intrecciano in contrappunto, in una sequenza di presentazione che parte dal canto senza parole, quindi dalla familiarizzazione immediata, quindi come dicevi tu prima, abbraccio sul momento. In quel momento lì che cosa succede? Che il pubblico familiarizza con una melodia, con una seconda melodia, poi ne sente l'intreccio accompagnato o no dal pianoforte,
Questa melodia successivamente, quindi nell'arco di un tempo molto breve, perché sono brani che durano tra i 20 e i 30 secondi, in certi casi, o comunque sotto il minuto, ricevono poi un testo. Quando i brani ricevono un testo, appare un oggetto di scena che nella nostra fantasia, nella nostra scelta, per come ce lo siamo immaginati, rappresenta in modo più o meno esplicito il soggetto del testo, col quale noi giochiamo in uno spazio scenico che è una piccola moquette rossa di 2,5 metri di diametro, attorno alla quale siede il pubblico. L'idea è quella di far apparire un piccolo quadro che è più piccolo di un quadro, non a caso il titolo non è miniature, le miniature sono già di una certa dimensione, queste sono mini miniature, cioè è una piccola caramella, diciamo così, o è una piccola esperienza di contatto molto forte e molto evocativo con un tema musicale e con un soggetto anche appunto di narrazione che si sovrappone alla parte musicale, che ci possa arrivare come un'emozione molto forte per qualcuno, molto divertente per qualcun altro, noiosa per qualcun altro, non lo possiamo mai sapere, però che ci tocca, ci sfiora e poi se ne va e deve rimanere nel nostro ricordo. Quindi non è uno spettacolo in cui i brani proposti sono collegati l'uno con l'altro da un filo logico o da una storia che ha un inizio e una fine che coincidono con l'inizio e la fine dello spettacolo. Sono come dei piccoli episodi autoconclusivi, molto brevi e per questo facilmente afferrabili. Una piccola antologia, insomma, di di piccole parti che compongono un tutto che alla fine ha un senso e la cosa bella è che da quello che sembra improvvisazione in realtà viene fuori una struttura molto, molto pensata, cioè dietro c'è un percorso di formazione e di adattamento alle varie fasce d'età, insomma, che penso tu possa raccontare in breve, ecco. L'improvvisazione non è caso, ma è uno studio molto serio. Allora, diciamo che l'improvvisazione è presente sia nella storia di costruzione dello spettacolo che nella sua realizzazione in due modalità diverse. Uno è che posso dire che in realtà ogni brano nasce da un'improvvisazione. Non sono brani che sono composti a tavolino, ma ogni brano nasce passeggiando, cucinando, cantandosi una piccola melodia che poi piano piano si sviluppa, si elabora e su cui a un certo punto il testo nasce mettendo 3 parole su una frase e poi sviluppandole, provando, riprovando, cantando e cercando di raccontare qualche cosa che sia significativa innanzitutto per chi compone in quel momento, sono io nel mio caso, in questo caso, ma poi portandolo immediatamente in classe agli allievi e alle famiglie, condividendo l'idea, accettando suggerimenti, scherzando, cambiando le parole. Questo è sempre qualcosa che succede ad ogni lezione. Chiaramente poi nello spettacolo il testo rimane fisso. L'altra cosa che riguarda l'improvvisazione è la gestualità, cioè noi non prepariamo un modo, per esempio, ora stiamo vedendo questa foto di muoverci quando indossiamo le ali delle farfalle o quando usiamo un telo di tulle blu per rappresentare il mare, che preveda una coreografia predeterminata. Questo perché al centro ci sta la relazione col pubblico e la relazione fra noi che cantiamo e che suoniamo. Quindi la scelta del movimento, del gesto, è sempre diversa perché sempre diverso è ciò che succede in quel momento. Volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che stavi dicendo. La brevità dei canti e il loro essere a più voci ha un fondamento specifico anche
nella teoria dell'apprendimento musicale. È chiaro che uno spettacolo di per sé è dura dire che possa essere un'esperienza educativa come quello che potrebbe essere un percorso di educazione musicale. Ma dal momento che quello che manca generalmente nelle ultime generazioni è un contatto con un repertorio che ritorni ciclicamente, che diventi familiare e che costituisca poi ciò che ripensiamo, rievochiamo, che ci consola, che ci fa compagnia, che sentiamo quando siamo da soli, che ci ricorda gli altri, allora un po' simbolicamente l'idea di mini miniature è questa. Ti presento 6 brani o 8 brani, questo dipende dal format dello spettacolo, e in quel momento tu li ascolti almeno 4 volte consecutivamente, entrandoci dentro, entrando dentro una voce, entrando dentro un'altra voce, entrando dentro un testo, entrando dentro l'altro testo, visualizzando anche l'oggetto di scena che lo rappresenta. C'è molta attenzione a cercare il pubblico con lo sguardo, a interagire con i bambini, a raccogliere le loro proposte, come vediamo anche in questa foto, che sono proposte o di movimento, proposte a volte anche di battiti di mani, di cantare piccoli frammenti del brano, e il nostro augurio è che questo da qualche parte tu lo metta. Lo puoi mettere dentro il cuore, lo puoi mettere dentro la pancia, lo puoi mettere in un pensiero di emozione, di commozione, di risata, ma la nostra speranza è che poi questo un po' ti rimanga e che piano piano ti venga voglia di cercarlo altrove, anche in un repertorio che cresce nella tua esperienza familiare, scolastica e personale. Sì, che poi avvenga una sorta di rimodulazione anche inconsapevole di quello a cui hai assistito in questo spettacolo. In un'epoca in cui l'abbraccio fisico è stato un po' bandito, diciamo, e messo sotto osservazione per cose che ben sappiamo, il teatro in qualche modo e il vostro spettacolo, i vostri spettacoli in particolare, che scelgono altri canali per abbracciare le persone, il canale uditivo, il canale emotivo. Volevo sapere se il teatro in questo senso è un'esperienza privilegiata. Lo è sicuramente, perché ti permette di capire che in quel momento i come e i perché sono quasi più importanti del cosa. I brani possono cambiare, chi li propone può cambiare, l'oggetto di scena può cambiare, ma il come, cioè il modo in cui si prepara l'accoglienza del pubblico, il modo in cui il brano è cantato cercando lo sguardo dei bambini, curando i silenzi, curando i respiri, è molto più importante ed è generale, no? Ed è quello che rimane. Così come i perché. E i perché quali sono? I perché sono legati al fatto che la musica e il gesto, in questo caso teatrale, all'interno del quale si inserisce anche il gesto musicale, è antico come l'uomo e ci parla di cura, di affetti, di prossimità, di vicinanza, appunto di abbraccio, come dicevi giustamente anche te. E quello è quello che conta. Cioè in quel momento io sono un rappresentante della specie Homo sapiens adulto che condivide un piccolo intero, cioè una piccola espressione musicale sensata dall'inizio alla fine, che appunto ha un capo e una coda, la puoi afferrare e tenere dentro di te come tale, e la condivide in una trasmissione, in questo caso generazionale, che è il modo in cui è sempre avvenuto come si può dire, il trasferimento di ciò che chiamiamo espressioni artistiche nel corso della storia. Non ho bisogno di metterla per iscritto, non ho bisogno di registrarla, non ho bisogno di cristallizzarla, no? Affinché poi dopo tu la riviva sempre così. L'importante è come ti arriva in quel momento, perché in quel momento si cerca di costruire anche nella brevità una relazione che sia significativa nella condivisione di di una mini miniatura musicale. Nei tuoi spettacoli ha una grande importanza la ricerca dell'intimità, la riflessione sullo spazio, sul rapporto con il pubblico.
per in qualche modo, forse io l'ho interpretata così, riportare le dimensioni adulte a misura di, in qualche modo, di bambino e di ragazzo. Pensi che sia così? Ci abbiamo pensato molto perché potremmo realizzare questo spettacolo anche in una dimensione palco-platea, no? Lo potremmo realizzare sul palco con il pubblico seduto sulle sedie, ma non sarebbe la stessa cosa. Abbiamo bisogno di stare più vicini e questo tema chiaramente adesso, in questi anni di pandemia, sembra quasi banale, no? Sembra quasi scontato, ma in realtà noi abbiamo bisogno di stare molto vicini sempre, perché io propongo uno spettacolo che si pone in una dimensione che non è molto diversa da quella del villaggio, della tribù, del gruppo o del gruppo classe. Non c'è una separazione netta fra noi che in quel momento ci facciamo modelli o attori, no, eh, di un, di un piccolo oggetto artistico, espressivo, e chi in quel momento lo osserva. Siamo attori contemporaneamente. Il modo in cui io modulo il canto, modulo i miei movimenti, il gesto, il respiro, dipende dagli sguardi, dal movimento, dall'attenzione, dai silenzi delle persone che stanno intorno a me. Non può essere diversamente da così, almeno nel nostro caso. In altri tipi di spettacolo può essere anche diverso, no? Quindi se noi non abbiamo il pubblico intorno o comunque abbastanza vicino da poter incrociare i nostri sguardi con lui, lo spettacolo semplicemente non è lo stesso, e noi potrei anche dire che forse non riusciamo a farlo. Certo, c'è un'altra componente che emerge in questa vicinanza. Un altro discorso che mi piacerebbe fare è quello della musica. Sappiamo come la musica sia uno strumento assolutamente fantastico per fissare le emozioni, per farle emergere, eppure secondo me c'è un diffuso analfabetismo musicale che si tenta di colmare in 3 anni di scuola media, impartendo le classiche lezioni, e avendo come sbocco spesso anche un rifiuto da parte dei ragazzi posteriormente. Ecco, come mai secondo te c'è questo atteggiamento, questo approccio alla musica? Ma questo avviene perché c'è una stortura di base molto profonda, che è quella di considerare la musica appunto una disciplina e uno strumento, quando la musica invece è una modalità espressiva dell'essere umano che nasce per ragioni evolutive di sopravvivenza, prima ancora della nascita dell'Homo sapiens, e in continuità con anelli precedenti della catena evolutiva. Quindi, come piace dire a me, i bambini nascono già vicini alla musica, e il nostro compito è quello di tenerli vicini alla musica, non è che li dobbiamo avvicinare noi alla musica. Loro si aspettano, in quanto la musica e l'attitudine musicale sono delle eredità di specie, si aspettano di nascere in un contesto in cui troveranno adulti che, oltre a parlare, oltre a prendersi cura della loro alimentazione, oltre a camminare, canteranno, suoneranno e balleranno. E se questo non avviene, ed è responsabilità nostra e anche, diciamo, della tecnologia, della rivoluzione industriale, dell'urbanizzazione, aver interrotto questi processi, se loro non trovano più comunità che cantano, ballano e suonano intorno a loro, nella famiglia allargata, nel villaggio, nel quartiere, quando prima si usciva e si metteva la sedia fuori dalla porta e si suonava la fisarmonica o la chitarra e quindi si produceva repertorio, è normale che dopo non sviluppino quelle strutture che partono innanzitutto da un contatto col repertorio, e il contatto col repertorio permette la messa a fuoco anche degli elementi sintattici musicali, no? E che quindi poi si trovino, nel momento in cui affrontano la conoscenza con la musica come disciplina, a non avere gli strumenti per accoglierla dentro di sé. Perché la prima cosa che bisogna fare intorno ai linguaggi espressivi è produrre senso e significato. E si produce senso e significato nella condivisione e nella relazione, e con un contatto
che promuova affetti, promuova un'esplorazione sensoriale, promuova un'associazione fra l'esperienza e un qualche cosa che avviene intorno a me con le persone che mi sono care. Se questo non avviene, è destinata a fallire l'educazione musicale, perché non si può infilare la musica dentro le persone con un'operazione chirurgica, non avviene così. Diventa quasi una violenza, invece dovrebbe essere un gioco. La musica è soprattutto gioco e è soprattutto piacere di stare con gli altri, di coordinarsi con gli altri organizzando i suoni in quel gioco che appunto si chiama musica, e che se un tempo è servito a creare un'identità di gruppo, tenere lontani i predatori, ritualizzare degli eventi, no, della vita, dalla vita contadina alla vita pastorale, eccetera, eccetera, adesso dovrebbe continuare a tenere insieme le persone. Invece spesso, per come è proposta, tende a dividerle, e questo Eh, non funziona. no. Tu in pratica ti rifai anche al metodo di Edwin Gordon, Music Learning Theory, che ci dice come la musica vada proposta naturalmente già nell'età prescolare, come dicevi prima, come qualcosa che di naturale, giusto? Certo, ci sono due cose molto importanti che Gordon dice, al di là di tutti poi i suggerimenti anche educativi, didattici, quello che poi viene classificato come metodologia, no? Che è sempre un pensiero un po' riduttivo. Innanzitutto ci dice, e ci sono test validati su questo, che ogni essere umano nasce con un'attitudine musicale. Chiaramente qualcuno nasce con un'attitudine, cioè con un potenziale di apprendimento musicale più alto e qualcuno più basso, ma nessuno nasce con attitudine musicale zero. E questo significa che ogni essere umano è potenzialmente pronto per comprendere le regole informali del gioco della musica, che chiaramente gli arriveranno a seconda del contesto culturale in cui nasce, no? Non sono universalmente determinate, sono determinate geograficamente e storicamente, quindi dipende. Tu potresti potenzialmente comprendere il modo in cui i tuoi simili giocano al gioco della musica nel contesto culturale in cui nasci, o anche in più contesti se ti muovi, no? Come il discorso del bilinguismo. Nell'attitudine linguistica al linguaggio puoi imparare anche due lingue. Quindi questa cosa che ci dice Gordon è molto importante, perché evidenzia quanto stavo dicendo prima, cioè l'attitudine musicale è un'eredità di specie, e quindi quando noi nasciamo abbiamo il diritto di incontrare la musica per familiarizzarci e farla diventare parte del nostro repertorio espressivo all'interno di una relazione collettiva. Questa è una cosa molto importante. L'altra cosa che ci dice Gordon è che l'apprendimento della musica funziona con processi che sono analoghi a quelli dell'apprendimento del linguaggio, ma ci dice anche che la musica però non è un linguaggio come il linguaggio verbale. E a un certo punto ci dice che la musica è il repertorio, e questo è molto importante, cioè ci dice che dobbiamo, per acquisire delle competenze musicali, avere contatto con repertorio e non con frammenti o astrazioni musicali come intervalli, cellule ritmiche, eccetera, eccetera. Il contatto con i contenuti e con uno sviluppo, un'acquisizione di vocabolario o un'analisi del vocabolario arriva molto successivamente. Arriva quando abbiamo fatto una sufficiente esperienza e abbiamo accolto dentro di noi, grazie alla relazione con gli altri, molto repertorio. Quello che manca nella prima infanzia, nell'infanzia, nell'età scolare, è per i bambini imparare tanti brani belli, ricchi, vari, complessi, a più voci, ma brevi, affinché dall'esperienza e dal contatto con questa brevità, che piano piano si espande, dopo possano accedere anche a una relazione con un repertorio, come si può dire, non mi piace dire più raffinato, perché sembra che quello precedente non lo fosse, no? Ci sono anche brani molto brevi che possiamo considerare molto raffinati, e poi raffinato anche lì dipende da che cosa intendiamo per raffinato, no? Però noi abbiamo questa idea che a un certo punto il ragazzo debba entrare in contatto con il repertorio colto,
e attribuiamo al repertorio colto un valore superiore ad altro repertorio mediante semplicemente un atteggiamento fideistico, dogmatico, no? Siccome certi studi o comunque una tradizione ci dice che un repertorio è migliore dell'altro, allora dobbiamo portare i ragazzi al contatto con quel repertorio lì. Questo deve essere scardinato, non è fondamentale. L'importante è che la persona abbia un repertorio con cui fare musica e fare innanzitutto esperienza di ascolto e contatto con la musica con gli altri. Dopodiché, quando svilupperà delle strutture che gli permetteranno di tenere dentro di sé temi musicali, ritmi, eccetera, eccetera, allora potrà avere contatto con qualsiasi cosa e qualsiasi tipo di repertorio, ma questo a sua volta diventerà significativo se sarà esplorato dentro relazioni che producono senso. Se è esplorato dentro relazioni di dovere oppure in cui si attribuisce all'oggetto esplorato un valore dogmatico, non funziona, lo sappiamo che non funziona. E ce Dopotutto lo dicono anche anche, scusami, le statistiche relative all'abbandono dello studio della musica nelle scuole medie a indirizzo musicale e non e dei licei. Sono approcci, quelli tradizionali che nascono nell'Ottocento, che sono fallimentari, cioè funzionano soltanto con le persone che probabilmente continuerebbero ad avere un contatto con la musica e svilupperebbero una capacità di espressione musicale anche in assenza di istruzione formale. assolutamente. Dopotutto il contatto, l'imitazione, il suono è anche un metodo di apprendimento del linguaggio verbale, è il primo. Certo, se pensi anche alla cultura e alla tradizione orale, noi sappiamo che antropologicamente è proprio così. Cioè, per secoli sono state tramandate ballate, poemi anche di grande estensione tramite la trasmissione orale. Uno potrebbe dire sì, però la trasmissione orale non garantisce che un'opera rimanga tale e quale perché viene modificata, no, nel tempo. Ed è proprio così che deve essere. Noi siamo molto legati all'idea che se eseguiamo un brano del Settecento lo dobbiamo eseguire così come è stato scritto. E questo in realtà, per carità, è chiaro che ci permette, no, il contatto con la lettura e la scrittura, di poter recuperare qualcosa per come è stato pensato, però lo rende anche molto morto. Mentre se pensiamo a tutte le versioni possibili che ci sono di certi canti dell'Iliade e dell'Odissea, no? Ci sono vari lezio perché sono stati ritrovati scritti in un modo o in un altro, quella è la derivazione è il risultato di un processo creativo in cui chi tramandava i poemi e le ballate aveva delle strutture che gli permettevano di completare dei versi o completare delle strofe cercando la rima o cercando il senso, cercando delle nuove allitterazioni, delle nuove figure retoriche, eccetera, eccetera, perché aveva repertorio, aveva contatto. Adesso se diventiamo meramente degli esecutori di qualcosa che è stato scritto, dei lettori, perdiamo poi una capacità di esprimerci autonomamente e di giocare con gli altri. Sì, anche come dire, la sfaccettatura e la profondità antropologica in qualche modo di quel tempo che ha interpretato qualcosa a suo modo e per il suo modo di sentire, per l'appunto. Guarda, questo mi succede quotidianamente come formatore dell'associazione Audition Institute con cui appunto lavoro per formare musicisti e insegnanti di musica sulla Music Learning Theory di Edwin Gordon. Io spesso insegno alcuni miei brani nella formazione e alcuni di questi sono quelli del repertorio di Mini Miniature. Dopo 2 o 3 anni mi trovo colleghi che hanno cambiato un frammento melodico, hanno cambiato una parola del testo e ne sono felice, non gli dico ah no, lo stai cantando sbagliato, dico è bello perché questo è materiale vivo che deve vivere ed è giusto che viva così. Ti racconto una piccola cosa, ieri ho fatto una lezione a una mia allieva di sassofono, ma impariamo i brani cantandoli e poi li portiamo sullo strumento. E le ho chiesto che brano volesse imparare a suonare nella lezione successiva. E lei mi ha detto voglio imparare a suonare Pirulin Pirulin piangeva, che è una ninna nanna che le cantava la sua mamma.
Io le ho detto, guarda, anche la mia mamma mi cantava la stessa Ninna Nanna, io la so così, e gliel'ho cantata. E lei mi ha detto, io la so diversa però, cioè le parole sono le stesse ma la melodia è diversa. Bene, allora cantami la tua. E effettivamente era leggermente diversa, al che le ho detto, per favore, adesso sono io che voglio imparare la tua, e poi suoniamo la tua. Quindi in questo momento sei te la maestra di questo brano, poi con calma se vorrai imparerai anche la mia versione e impareremo a suonarle tutte e due, però adesso io ho bisogno che tu lo insegni a me. Ed è questa la dimensione che io ritengo che diventa educativa in modo più univoco fra educatore e gruppo classe, così come fra artista e pubblico. Anche dentro Mini Miniature io sono pronto a cambiare, allungare un silenzio, cambiare il modo in cui gestisco l'oggetto di scena se succede qualcosa nel pubblico. E questa è, secondo me, la dimensione primordiale e anche più efficace dell'esperienza artistica. Benissimo, Arnold, io ti ringrazio molto con questi suggerimenti per mantenere viva la musica, il teatro e anche la relazione tra le persone. Io ti saluto e speriamo di vederci presto. E invito tutti a seguire lo spettacolo Mini Miniature, ringraziando anche le tue compagne di avventura che sono Pirelisa Campus, giusto, e Maddalena Bonecchi, se Sì, non erro. Perché è uno spettacolo che consente di liberarsi alle emozioni. Io concludo con una frase, con una citazione di Herman Hesse: dove si crea un'opera, dove si continua un sogno, si pianta un albero, si partorisce un bimbo, la opera la vita e si è aperta una breccia nell'oscurità del tempo. Grazie a tutti e alla prossima. Buona grazie giornata. mille, buona giornata.